L'adrenalina mi pompava ancora dentro a causa di tutte le idiozie che aveva detto Lu. Non gli avevo neanche fatto niente a quel tipo e lui si permetteva di trattarmi in quel modo, come se fossi un cretino. Ma chi sei, ho pensato, ma chi ti ha dato il diritto di prendermi in giro senza motivo? Come se tu fossi perfetto. Sei tu quello a cui Dio si è dimenticato di aggiungere il colore. Sei tu quello che sembra strano. Perché non gli ho detto almeno quello? Ah, che stupido. Ma fa niente, perché quando il coach ha fischiato, io gli sono stato dietro sui 100. Anzi, forse l'ho anche battuto. Anche sui 200 ho fatto bene, ma è stato sui 300 che la giornata è andata ancora peggio. Ero stravolto, ma per nessuna ragione avrei mollato, non dopo tutte quelle idiozie. In più, si capiva che anche lui era stanco. Ansimava addirittura più di me. E lui non aveva neanche fatto l'allenamento pre-allenamento. Il coach gli ha pure dovuto dire di smetterla di piegarsi e la cosa mi ha fatto star meglio. Sapere che non ero l'unico che si sentiva sul punto di morire. Ma il fischio, nel momento in cui abbiamo iniziato a correre, non sapevo ancora che mi si era slacciata una scarpa. E quando mi sono accorto che una stringa svolazzava, eravamo già a metà dello sprint e io ero sempre affiancato a lui. E per niente al mondo avrei rinunciato a batterlo.